Traffico veicolare rivoluzionato domani ad Agrigento in occasione della giornata conclusiva del 74esimo Mandorlo in Fiore. L'ordinanza, emessa dal dirigente del settore Polizia Municipale del Comune di Agrigento, comandante Gaetano Di Giovanni, prevede nel dettaglio, già dall'una del 10 marzo, divieto di sosta con rimozione in ambo i lati della carreggiata al Viale della Vittoria, ad eccezione della zona antistante Villa Lizzi, riservata alla fermata dei bus navetta, e poi nella discesa Coniglio, in via Crispi tra la discesa Coniglio e piazza Marconi, in piazza Marconi, piazzale Aldo Moro, via Atenea, piazza Pirandello, piazza Sinatra, via Passeggiata Archeologica, viale Emporium tra le bretelle di collegamento con la SS 640 fino alla rotatoria Portaurea, via Gela nella traversa senza uscita tra i campetti di calcio e tennis, a Fontanelle, cui viale Sicilia sarà destinato in parte alla fermata dei bus navetta e sul lato destro al parcheggio dei bus turistici, a Villa Seta in via Caduti di Marzabotto nell'area di sosta di fronte alla chiesa Santa Croce riservata alla fermata dei bus navetta e nell'area di sosta di fronte ai Vigili del Fuoco e via Parco Mediterraneo, area di sosta del secondo tratto per la sosta dei bus turistici. Divieto di sosta con rimozione anche in via delle Torri, ad eccezione dei mezzi che trasportano i carretti siciliani. Non mancano le alternative per chi intende raggiungere il centro città o la Valle dei Templi, meta centrale dell'evento. Oltre ai bus navetta, treni straordinari sono stati istituiti tra Aragona, Canicattì, Agrigento Bassa e Agrigento Centrale, mentre i treni del Mandorlo in Fiore transiteranno con numerose corse durante la giornata tra Porto Empedocle e Agrigento. Domenica ci aspettiamo un grande flusso di persone, quindi anche di turisti, quindi non soltanto i nostri concittadini che amano questa festa in maniera particolare, ma anche tutti i turisti che verranno. Abbiamo già emesso delle ordinanze dirigenziali in cui ci sono tutte le indicazioni di come verrà modificato il traffico. Ricordiamoci che la zona rossa, quindi la zona centrale, è quella che va da via Atenea, piazza Vittorio Emanuele e tutto il Viale della Vittoria, dove si svolgerà poi la kermesse finale. Importantissimo quest'anno sarà il servizio di bus navette dislocato da 3 punti fondamentali che sono Fontanelle, Villaggio Peruzzo e Villa Seta. In questi punti ci saranno anche dei parcheggi per gli autobus, ma ricordo a tutti che le navette sono per tutti, non soltanto per i bus turistici. Di altro abbiamo anche c'è stato fatto dalla Regione, su richiesta del Comune di Agrigento, un potenziamento dei treni sulla tratta Aragona-Agrigento, per cui avremo una metropolitana, chiamiamo così, di superficie che ogni mezz'ora collegherà Aragona con Agrigento, per cui anche tutto l'Interland può venire tranquillamente ad Agrigento in treno senza utilizzare la macchina e senza i dispiaceri di cercare il parcheggio, diciamo così. Poi ci saranno i trenini storici da Porto Empedocle, anch'essi partiranno alle 8:30 del mattino fino alle 20:30 della sera, e quindi anche la zona di Porto Empedocle sarà collegata ad Agrigento con i trenini storici messi a disposizione da Fondazione Ferrovie di Stato.